il pugno appare così, senza alcuna motivazione, ma in realtà si vede che ci sono diversi scambi di parole, probabilmente di insulti o qualcosa del genere, tra i ragazzi e il povero Toniaga. Rimane ancora irrisolto il nodo dei dialoghi tra Samuele Battistella e i suoi amici all'interno del Buonissimo Kebab, dove si è consumata la tragedia che ha provocato la morte di Shinpei Tominaga e lo stesso Tominaga e i suoi amici. L'avvocato Tino Maccarrone oggi ha incontrato Battistella in carcere, dove si trova in custodia cautelare insieme ai coetanei Wedam e Joma. Senza le conversazioni e considerando le condizioni di alterazione da consumo di alcolici di Battistella, è impossibile per la difesa ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo ha comunque ricordi assolutamente confusi, si è stupito di alcune cose, lui ricordava delle cose che effettivamente non sono avvenute. Per ora dunque nessun passo avanti nella ricostruzione dei fatti. L'avvocato non è ancora entrato in possesso dei video che sono agli atti delle indagini. Solo in quel momento potrà confrontare la versione del suo assistito con quella degli inquirenti. Vocale che non si sente e che potrebbe avere un qualche peso nella ricostruzione reale della vicenda.